Ci troviamo a Ribera presso il Winter Food Festival, giornata dell'inaugurazione. Tra i tanti stand ce n'è uno in particolare dedicato all'associazione Il Sogno di Gabriel. Siamo con i genitori di Gabriel che ci spiegheranno sostanzialmente qual è il problema. Gabriel è afflitto da una gravissima malattia che è la sindrome di Arnold, che necessita di un intervento negli Stati Uniti abbastanza costoso, e in atto c'è una raccolta di fondi. Ecco il senso anche di questo gazebo. Ecco, parliamo con i genitori e con l'architetto Mazzotta che si stanno prodigando in occasione della festa per la raccolta dei fondi. Gabriel è affetto dalla malformazione di Arnold di Chiari di tipo 1. La sua patologia è un po' più rara rispetto al dovuto, perché oltre ad avere la fossa cranica posteriormente stretta, ha l'ossodonteteo retroflesso, e quindi l'intervento diventa più complicato perché dovrebbe fare due interventi in un'unica soluzione. In più si aggiunge anche il problema del midollo ancorato, che al momento ha la priorità. A breve avremo già la data prestabilita per fissare il primo intervento, che dovrà essere effettuato a New York, e sarebbe il primo intervento del midollo ancorato occulto. È un intervento costoso, sappiamo? Sì, più o meno fra tutti e due gli interventi si stimano 200.000 euro, perché giustamente si è aggiunto questo problema del midollo ancorato occulto, che non è stato possibile effettuarlo in Italia, perché noi siamo stati in Italia ma non abbiamo avuto un riscontro positivo purtroppo, e proseguiamo con l'America, che è l'unica speranza che attualmente ci dà per nostro figlio. Ecco, la raccolta a che punto è? Con la raccolta abbiamo controllato fino a stamattina e siamo già a buon punto, ci troviamo a 81.000 euro. Diciamo che sta andando abbastanza bene. Ringrazio tutta la gente che ci sta sostenendo e tutte le persone che veramente stanno facendo l'impossibile per noi. Non finiremo mai di ringraziarvi, siete veramente tantissimi. Siamo con Manuela Graffagnino. Ecco, come si sta vivendo questa attesa? Sta vivendo abbastanza con ansia, però grazie al sostegno dei cittadini e la forza che ci danno, veramente la stiamo vivendo abbastanza più tranquilli, perché vedendo che le persone comunque stanno accanto a noi si sta vivendo bene. Siamo con l'architetto Mazzotta del Lions, che vediamo qui nello stand, che si stanno prodigando insieme anche ad altre associazioni di Ribera, ma non solo, per questa raccolta fondi? Sì, tutte le associazioni di Ribera, a prescindere dall'essere Lions o chissà che cosa, ci siamo messe tra virgolette d'accordo, perché non c'è stato neanche bisogno di metterci d'accordo, in quanto su questi temi si diventa, ed è in queste occasioni che le comunità riscoprono una concordia che le fa diventare unite e che nella solidarietà della comunità vede importanti obiettivi da raggiungere, e l'obiettivo da raggiungere, che è la salvezza di un bambino, di un ragazzino tenero, fra l'altro dolce, che possiede un sorriso accattivante. Noi abbiamo cercato di sposare questa iniziativa, non tanto perché per un buonismo così tanto per, ma semplicemente perché è giusto ed è semplice che i bambini abbiano un loro futuro e che questa iniziativa serva alla nostra comunità per farsi forte ed importante. C'è anche il presidente del Lions di Ribera, una parola anche a lei. Ricordiamo che chi vuole fare una donazione, c'è un conto corrente intestato all'associazione. Sì, come potete vedere in tutti i volantini c'è un conto corrente, un IBAN, dove chiunque può fare un bonifico per un buon fine, perché questo bambino, se lo potremmo anche guardare un attimo, ha bisogno dell'aiuto. Noi come Lions non ci possiamo esimere dal dare un po' di coraggio, un po' di conforto e dare un piccolo contributo quindi alla famiglia che deve sostenere questo intervento negli Stati Uniti.